La Moby Zazza si trova nel porto di Porto Empedocle, è la seconda nave individuata in Sicilia per consentire la quarantena dei migranti, dopo la nave traghetto Raffaele Rubattino della Tirrenia a Palermo. Questa notte è arrivata la nave quarantena. È la Moby Zazza della società Moby di Onorato, è una nave piuttosto grande che conterrà circa 300 migranti, in modo che essi scontino la quarantena prima di scendere a terra. È prevista anche la possibilità di isolare quei casi che dovessero dare positività ed è una grande conquista che abbiamo ottenuto. La richiesta è partita dal sindaco di Lampedusa, da me, dal sindaco di Pozzallo, si sono associati tutti i sindaci agrigentini, l'ANCI, il presidente della regione, tutta la deputazione del Movimento 5 Stelle e soprattutto i deputati Perconti, Filippo Perconti, Rosalba Cimino, Michele Sodano si sono dati un grande affare, e il sottosegretario Sibilia, che ringrazio, come ringrazio il ministro degli interni e il prefetto di Bari, capo del Dipartimento delle Immigrazioni, che hanno veramente deciso di concedere questa nave di quarantena a Porto Empedocle, che farà la spola nel mare fra Lampedusa, Porto Empedocle e Pozzallo. Perché è sorta questa esigenza? Proprio per evitare che persone che vengano direttamente dalle coste africane possano sbarcare, essendoci il rischio di essere portatori di virus, visto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non Ida Carmina, non una persona qualsiasi, ha lanciato l'allarme, poiché in Africa non sono molti i controlli, ci può essere quindi un'espansione incontrollata dell'epidemia che facilmente arriverebbe in Europa. Anzi, sostengono gli esperti che l'epidemia di ritorno potrebbe proprio partire dalle coste africane. Per questo abbiamo pressato moltissimo a che si addivenisse a questa soluzione, e devo dire finalmente lo Stato ha risposto al nostro appello. Si tratta di una nave traghetto passeggeri dotata di tutti i comfort, cabine doppie o quadruple con servizi, oltre alle suite lusso. Una bella nave che ha anche un bel costo. La compagnia, per il periodo di fermo di 30 giorni, riceverà per il nolo tra i 900.000 e 1.200.000 euro, a seconda del numero di ospiti. L'europarlamentare della Lega, Francesca Donato, afferma, a seconda del numero di ospiti, riceverà 4.210 euro al mese per ogni clandestino imbarcato. Da quale fondo il governo attingerà questi soldi, si chiede? In un periodo in cui l'Italia si trova a mendicare in Europa denaro per mascherine e ventilatori, è inaccettabile, conclude, che l'esecutivo stanzi 4.210 euro al mese per i clandestini su navi di lusso. Uno schiaffo a tutti gli italiani in difficoltà.